cavallo per Ancona rappresenta un simbolo, rappresenta un posizionamento a livello nazionale e internazionale del Comune di Ancona sul piano culturale. In realtà il Comune di Ancona era già posizionato sul piano culturale, basti pensare al nostro teatro. Tuttavia in questo modo noi simboleggiamo proprio una vera e propria rinascita della città che utilizza la cultura come strumento principale per imporsi a livello nazionale e internazionale. Paladino, la cosa più bella è che gli artisti stanno sposando il progetto che è nato dalla città di Ancona. Sono loro a voler partecipare a questo progetto con le loro opere, questa è la cosa che ci lusinga di più. C'è un'opera di Velasco Vitali in corte che sarà presentata giovedì pomeriggio dall'artista. È arrivato il cavallo di Paladino, arriverà la Fontana di Cucchi che è un'installazione permanente, quindi è proprio un'opera pubblica, artistica, e oggi in Italia è molto difficile vedere realizzate per una città opere pubbliche da grandi artisti, quindi la scommessa è proprio attraverso la bellezza e attraverso l'arte il rilancio e anche la conquista di un prestigio particolare da parte della città.